Di che tipo di patologie stiamo parlando? Stiamo parlando di patologie che colpiscono le branche terminali del nervo pudendo e che quindi coinvolgono genitali esterni femminili e maschili. Sono patologie dolorose. Nella donna si stima che la vulvodinia provocata sia intorno al 15% della popolazione femminile, un dato sicuramente sottostimato, a fronte di purtroppo una scarsa competenza medica nell'ambito, per cui c'è bisogno sicuramente di formazione e conoscenza migliori, nonché di equip multidisciplinari per delle patologie che coinvolgono diversi medici, diversi fisioterapisti, ostetriche, diversi attori proprio per la cura di queste patologie, che sono patologie complesse. Qual è la situazione in Veneto per gli affetti da queste patologie? La situazione in Veneto è quella di un ritardo di diagnosi o di una diagnosi errata, quindi questi pazienti non vengono curati rapidamente e rischiano di cronicizzare nella patologia. Anche quando riesca ad essere fatta una diagnosi, purtroppo i medici non riescono ad avere un approccio che possa essere multimodale o a parte una prima linea di trattamento non c'è una continuità se c'è un fallimento appunto nella prima linea del trattamento terapeutico, quindi dal punto di vista farmacologico, motivo per cui si devono rivolgere purtroppo fuori regione. Quali sono le richieste e le proposte per la politica? Allora, il Comitato oggi qui chiede, ma lo abbiamo anche chiesto con un ordine del giorno e una mozione votata dal Consiglio regionale, di istituire un'unità pelvic unit. Cosa significa? Significa un'unità che al suo interno ha delle competenze diverse dal punto di vista medico, che nelle diverse ULSS riescono a supportare il personale medico e sanitario per trattare la vulvodinia e la neuropatia del pudendo. Abbiamo visto oggi in questo convegno che sono delle patologie di cui per troppo tempo non si è detto niente, si è taciuto una malattia che colpisce una donna su 7, che fa pagare 300-500 euro al mese alle donne che vanno nel privato perché il sistema sanitario pubblico non ha ancora riconosciuto questa patologia, quindi chiediamo anche che questa patologia sia inserita nei LEA regionali, quindi che sia il pubblico a farsi carico di questi costi e di questa patologia che colpisce tantissime donne. Quali sono le prospettive in Veneto per questi malati e malate? Per questo tipo di malattia e per le donne che ne soffrono seguiremo con attenzione l'evolversi e le opportunità che si potranno presentare sia grazie all'inserimento nei LEA nazionali e anche all'inserimento all'interno di una programmazione regionale che è quella della Regione Veneto, che pone particolare attenzione al momento della prevenzione oltre che quello della diagnosi e della cura e quindi di una presa in carico a 360 gradi della donna attraverso un'organizzazione che ormai è caratteristica del nostro sistema sanitario regionale, che è quello delle organizzazioni a rete all'interno del territorio regionale